Il Movimento 5 Stelle è riuscito a recuperare la grandissima parte, probabilmente la totalità degli scontenti, delle contestazioni, e quindi questo è il primo dato che va affrontato, analizzato. Felice Casson consegna al PD quella che deve essere la prima riflessione dopo il voto e dopo che Grillo ha chiesto a PD e PDL di votargli la fiducia. Il PD guidato da Bersani non è stato capace di intercettare il voto degli scontenti e qualcuno inizia a dire che con Renzi le cose sarebbero state diverse, ma Michele Mognato non ci sta e difende chi ha vinto le primarie. Io do fiducia a Bersani e mi auguro che lui riesca a formare un governo e che questa Italia possa ripartire. Per Mognato c'è una cosa che non deve essere assolutamente fatta. La strada di tornare alle elezioni con questa legge elettorale mi pare poi assurda e quindi tra le cose che bisogna fare è anche quella di cambiare finalmente questa legge elettorale. A colpire è stata la presa di Marghera, località da sempre in mano alla sinistra, da parte del Movimento 5 Stelle. Flavio Dal Corso però non si fa impressionare troppo. E immagino che quando si voterà per il dato locale conti anche il lavoro sul territorio e la presenza di coloro che da anni si impegnano sui vari problemi del territorio. Anche gli operai hanno votato per Grillo. Questa necessità di dare un forte segnale sul funzionamento o sul malfunzionamento della politica è stata sentita anche dalla classe operaia, indubbiamente. Il segretario della CGIL di Venezia inizia la riflessione con una battuta. Non sono venuti i marziani a votare domenica e lunedì. Ora si devono cercare e offrire soluzioni. Per quello ci compete, insomma, la CGIL da una parte, ma poi anche i partiti della sinistra si devono porre, come dire, con molta attenzione il perché siamo arrivati a questo.